many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these. Amici di Directa Sport, ben ritrovati a parte Ico Ribichesu. Sta per iniziare la seconda semifinale di questa Final Four che Directa Sport vi sta offrendo dal Palasimula. Seconda semifinale che vede impegnate la squadra del Ploaghe Basket Ploaghe opposta alla Dinamo Basket 2000. Andiamo a leggervi subito quelle che sono le formazioni che daranno vita all'incontro, iniziando la squadra del Ploaghe che schiera il numero 0 Andrea Manconi, col numero 3 Carlo Sciacca, numero 4 Giuseppe Manchia, numero 55 Marco Lia, col numero 6 Matteo Marras, col numero 7 Daniele Porqueddu, col numero 8 Marco Nida, numero 9 Salvatore Sanna, col numero 10 Daniele De Murtas, con il numero 12 Manuele Del Vigo, col numero 16 Silvio Massidda, con il numero 21 Daniele Piu, col numero 23 Giulio Ragusa, col numero 25 Carlo Sanna e con il numero 88 Pietro Sabino. Il coach Gian Giacomo Cadoni. Dinamo Basket 2000, la cui guida coach Emanuele Rotondo, assistito da Alessandro Anselmi, schiera col numero 2 Mattia Pilo, il numero 4 Matteo Sanna, col numero 5 Marco Collu, il numero 6 Alessandro Pacifico, col numero 7 Alessandro Cossu, col numero 9 Andrea Peragallo, col numero 18 anche il capitano della squadra Matteo Pisu, col numero 19 Alessandro Virdis, col numero 21 Cristian Peralta, col numero 25 Giovanni Pischedda, col numero 35 Gianluca Luzzu, col numero 55 Paolo Masia. Arbitreranno la gara i signori Bordolato Filippo e Carlo Fruttero, e questa è la seconda gara alla cui fine avremo il responso per la seconda finalista. Vi ricordiamo nella prima gara, e vi abbiamo raccontato poc'anzi, il basket 90. Il basket 80 di Ozieri ha avuto la meglio sul terzo tempo ed è la prima finalista, ha vinto per 73-65, una gran bella partita. Ne abbiamo discusso nel post gara con i due coach e soprattutto col delegato provinciale della FIP. È tutto pronto qui al Palasimula, gremito davvero in ogni ordine di posto. Questa è una bella risposta del pubblico che ama il basket, il pubblico che è accorso qui stasera. Si è divertito, siamo davvero sicuri di questo nel vedere la prima gara, e adesso sicuramente godrà dello spettacolo della seconda partita. E poi domani andremo a vivere, grazie alla collaborazione di tanti sponsor che ringraziamo, e alla società organizzatrice, nella fattispecie nella persona di Antonello Pilia, che abbiamo sentito inizio collegamento di questo spettacolo, uno spettacolo che davvero porta tantissima gente, ma poi soprattutto per i gesti tecnici che si vivono in campo ci fanno amare sempre di più questo sport della palla a spicchi. E Directa Sport è qui con voi a raccontarvela. È tutto pronto, stanno scendendo in campo i due quintetti che daranno vita all'inizio di questa gara, gli starting five. Vediamo per quanto riguarda il Ploaghe il numero 23 Giulio Ragusa, il numero 7 Daniele Porqueddu, il numero 0 Andrea Manconi, il numero 8 Marco Onida ed il numero 4 Giuseppe Manchia. Dall'altra parte vediamo il numero 9 Andrea Peragallo, il numero 19 Alessandro Virdis, il numero 25 Giovanni Pischedda, poi abbiamo in campo il numero 18 Matteo Pisu, che è anche il capitano, e poi chiude il numero 5, si tratta di Marco Collu. Tutto pronto per la palla 2 qui al Palasimula. Andremo a goderci questa seconda semifinale
E poi a fine partita sapremo gli accoppiamenti per le 2 gare di domani, che naturalmente verranno trasmesse in diretta da Directa.tv, dove c'è basket. Ci siamo anche noi. Palla 2 che vede impegnati il numero 23 Giulio Ragusa ed il numero 19 Alessandro Virdis. Prima palla a pannaggio dei gialli della squadra di Gian Giacomo Cadoni. Palla recuperata da Giuseppe Manchia. Scarico per il numero 0 Manconi, poi in mezzo a 2 avversari va a subire il primo contatto falloso il numero 23 Giulio Ragusa, che viaggerà in lunetta e si inizia subito con 2 liberi. Mette a bersaglio il primo Ragusa. Seconda opzione sempre dalla linea della chiarità per Giulio Ragusa. Si concentra, non trova il canestro. Un punto quindi per Giulio Ragusa e può ripartire la Dinamo Basket 2000 con la palla offerta a Peragallo. Esce fuori dai blocchi a ricevere il numero 18 Pisu. Gran palla offerta al numero 19, c'erano i 14 secondi perché c'era il ferro colpito, quindi va fino in fondo, non si ferma Alessandro Virdis e fa bene perché mette a bersaglio i primi 2 punti per la sua formazione. Riparte Manconi, fuori per Ragusa Manchia. Va a ricevere, poi gli scivola la palla dalla maniglia al numero 7 Daniele Porqueddu. Palla recuperata dalla difesa della Dinamo Basket 2000. Si mette in proprio, subisce fallo il numero 5 Marco Collu e ci sono 2 liberi anche per il numero 5 in maglia bianco-verde. Si spegne sul ferro lungo il primo libero. Fa 0 su 2, rimbalzo difensivo del numero Tonida che rimette in moto subito Porqueddu. Porqueddu si alza per la tripla, subisce lo stoppone del numero 19 Alessandro Virdis. Grande energia nel tentativo di opporsi al tiro pesante del suo avversario. Attenzione all'attacco, palla persa da parte del basket Ploaghe e può ripartire la squadra del Dinamo Basket 2000. Chiama lo schema il numero 25 Giovanni Pischedda, che lavora da play. Attenzione a Peragallo, grande assist sotto, ancora fallo commesso dal numero 0 Andrea Manconi. Il suo primo fallo in lunetta per 2 liberi, mentre sono i rimbrotti che arrivano fin nella nostra postazione da parte di Gian Giacomo Cadoni, coach molto sanguigno, che prova a spiegare al suo giocatore come deve intervenire in quella fase difensiva. Fa 1 su 2 Alessandro Virdis, sale a quota 3. 3-1, 8 minuti da giocare nel corso di questa prima frazione. Manchia ha preso palla, chiama lo schema maglia. Marco Nida, ancora per Manchia, scarica, ancora opportunità, resto tiro, canestro del numero 0 Manconi che si iscrive al referto e pareggia le sorti della gara. 3 pari fino a questo momento, è il primo periodo di questa seconda semifinale di basket del campionato di promozione regionale A, quindi girone nord.
non ha trovato il canestro, ma c'è il rimbalzo offensivo. Peragallo. Sono solo 2 i punti, dice l'arbitro, anche se era postato molto vicino alla linea dei 6,75. Schema pugno chiamato da Manchia. Palla per il numero 23 Ragusa, che opera un po' da boa e poi si mette in proprio e trova un bel canestro. Ha lasciato sul posto il proprio marcatore. 3 personali di Giulio Ragusa. E perfetta parità, 5 pari per le 2 formazioni. Stanno dando vita a questa seconda semifinale. Ha provato a sporcare la linea di passaggio, infatti la palla riconsegnata al Dinamo Basket 2000. Sono solo 7 secondi, attenzione, anticipo di Andrea Manconi fino in fondo, stoppata, effettuata forse dal più piccoletto in campo, almeno dal punto di vista dell'altezza naturalmente, Giovanni Pischedda. Ancora un errore e recupero del Dinamo Basket 2000. Un po' di confusione, però con il fallo di Andrea Manconi, Gian Giacomo Cadoni corre ai ripari e sostituisce il numero 0. Se vediamo di essere più precisi, capire chi è entrato in campo. Dovrebbe essere il numero 16 Massidda, se non andiamo errati, perché non ha il numero sul frontespizio della maglia. 1 su 2 da parte del numero 19 Alessandro Virdis, sale a quota 4. Manchia sfugge dalla marcatura degli avversari e poi alza una parabola che trova al fondo della retina Giuseppe Manchia. 2 per lui e vantaggio per la squadra del Basket Ploaghe. Peragallo, bravo a uscire sui blocchi, si alza e mette il suo quarto personale, riportando avanti di 1 i biancoverdi. 8-7, 5-25 da giocare, amici ascoltatori, alla visione e all'ascolto di questa diretta offerta da Directa Sport TV. Ragusa, quinto personale per il lungo in maglia gialla. E ancora avanti di 1 la formazione di coach Cadoni. Si lotta e si recupera palla contesa, c'è sostituzione, in campo il numero 4 Matteo Sanna, mentre il pallone viene recuperato e viene restituito al Dinamo Basket 2000, che rimetterà in gioco con il numero 5 Marco Collu. Infrazione di secondi. Matteo Pisu non aveva considerato il fatto che rimanesse davvero così poco tempo. E poi su questa rimessa invece riesce a recuperare palla, rimbalzo in zona d'attacco di Alessandro Virdis, sesto personale. 10-9. Ragusa questa volta poco attento, palla che viene gestita da Matteo Sanna, prova a ragionare, partita forse meno
veloce della prima vista, ma d'altronde è appena il primo periodo, sono giocati solo 6 minuti. Peragallo, un bel sottomano, sesto personale per il numero 9 in casacca bianco-verde. L'attacco, e ancora Ragusa che combatte, sbaglia e c'è il recupero difensivo di Marco Collu. Palla nell'angolo per la tripla tentata da Peragallo. L'attacco di Daniele Porqueddu stringe le maglie della difesa la Dinamo Basket, e poi vedete Peragallo ha preso palla, è andato là, appoggia il tabellone e mette il 14° punto della Dinamo Basket, costretto a chiamare time out Gian Giacomo Cadonia. Fra poco c'è un break pubblicitario. La tua vita è già abbastanza frenetica. Nuova Citroën C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushion by Citroën. Citroën. Squadre ancora vicino alle panchine di appartenenza. Il coach del basket Ploag ha voluto parlarci su con i suoi giocatori. Questo mini break della Dinamo Basket 2000 ha fatto sì che il coach di Ploag chiamasse proprio time out per vedere un attimino di serrare le fila dei propri giocatori. Manchia, la palla per il numero 5 Marco Lia, va fino in fondo, stoppone del numero 7 Alessandro Cossu, e poi fa rimpallare anche sul corpo del proprio avversario la palla, quindi recuperando a tutti gli effetti questo pallone che viene gestito adesso da Matteo Sanna. Chiama lo schema col numero 18 Matteo Pisu. Peragallo, e già in doppia cifra, 10 punti per il numero 9 al bianco-verde. Mano educatissima, grande assist dall'altra parte del numero 16 Silvio Massidda, e mette in condizioni Marco Lia di iscriversi al referto di questa gara. Primi 2 punti per lui. Alessandro Cossu sbraccia in maniera ritenuta illegale, quindi commette fallo in attacco. È il primo fallo per il giocatore con la maglia numero 7. Può ripartire Manchia in palleggio, braccato da Matteo Sanna, ha scaricato sul numero 7 Porqueddu e poi Onida. Attenzione, Manchia cerca e trova Massidda che è uscito dai blocchi, si alza per la tripla Massidda, trova il ferro, però in un modo o nell'altro rimane gioco vivo per Manchia, che non si era accorto che mancava davvero pochissimo, quindi piuttosto che incorrere nella infrazione di 24 secondi ha preferito provare una preghiera che però si è spenta lontano dal canestro. C'è cambio, esce il numero 18 Matteo Pisu in campo, il numero 6, se andiamo errati, Alessandro Pacifico, mentre c'è Peragallo che offre palla a Alessandro Cossu, viene portata via. Chiamato il fallo alla difesa del Dinamo Basket 2000. C'è un time out che questa volta riguarda coach Emanuele Rotondo. Ci fermiamo per un break pubblicitario qui dal Palasimilo, e fra poco. La tua vita è già abbastanza frenetica. Nuova Citroën C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushion by Citroën. Citroën.
È stato coach Emanuele Rotondo a chiamare questo time out di questa gara, che vale come seconda semifinale da questa tenzone. Verrà fuori la seconda squadra che domani contenderà il titolo di campione 2017-2018, il campionato di promozione nord, naturalmente, alla squadra della Ozieri, che ha avuto la meglio sul terzo tempo. In lunetta per 2 liberi il numero 5 Marco Lia. Lavora Itabella, mette il primo. Sbaglia il secondo, però c'è il rimbalzo in zona attacco del numero 16 Massidda. Gran palla scaricata, per un attimo ha pensato di lavorare un tiro pesante. Canestro e fallo subito ancora da parte di Olia, che sale a quota 5 e fruirà di un libero aggiuntivo per il fallo subito. Situazione falli, mentre manca 1 minuto e 44, il risultato vede ancora in avanti, nonostante il libero aggiuntivo segnato da Marco Lia, il Dinamo Basket 2000 sul 16-15. Palla in mano al numero 35, se la fa portar via Gianluca Luzzu. Può andare Massidda, che commette fallo in attacco, rimasto fermo, ha sfidato anche pericolosamente, differenza notevole a distanza tra Massidda e il numero 4 Matteo Sanna, che con stoico ha subito il fallo di sfondamento. 1 minuto e 21 secondi, amici ascoltatori, alla visione e all'ascolto di questa gara. Che tripla che ha messo Matteo Sanna, piedi fermi nonostante le braccia alzate del proprio avversario, ha riallungato a +4 il punteggio della partita. Viene chiamato fallo Alessandro Pacifico, era in bonus la squadra del Dinamo Basket 2000, quindi viaggio in lunetta per per Daniele Porqueddu. Mette a bersaglio il primo, il numero 7 con la casacca gialla del Basket Ploaghe, fa 2 su 2. 19-17, 1 minuto e 2 secondi alla prima sirena. Una partita molto interessante, molto equilibrata fino a questo momento. Prova dalla lunga, c'è il rimbalzo di Massidda, poi lo scarico ancora e c'è l'opportunità di un tiro veloce da parte della squadra del Ploaghe. Prova a ragionare invece Gianluca Luzzu. Alessandro Cossu, attenzione all'attacco del play, mamma mia che penetrazione, primo passo velocissimo, ha bloccato tutta la difesa in maglia gialla Matteo Sanna, quinto personale. E ancora +4, l'attacco di Massidda, sbaglia, ma c'è poi il rimbalzo in zona attacco che poteva diventare un gioco da 3 se solo fosse andato a bersaglio. Finisce per doversi accontentare semplicemente di 2 liberi il numero 8 Marco Onida. Si iscrive a referto anche lui con il primo libero messo a bersaglio, ancora un'opportunità, sempre a cronometro fermo. Sbaglia il secondo Marco Onida, corto, 4 secondi. Non viene considerato valido il canestro. Qualcuno ride,
indica la nostra postazione, ma purtroppo non abbiamo la possibilità di far vedere l'instant replay. Ci fermiamo per il break pubblicitario, fra poco. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. 21-18 in favore della Dinamo Basket 2000 contro il Basket Ploaghe. Alla fine del primo periodo si è decisamente segnato di più a confronti della prima gara che abbiamo raccontato in questa Final Four, prima giornata naturalmente del campionato di promozione regionale che vede 4 formazioni impegnate. Ploaghe e Dinamo Basket 2000 stanno dando vita a questa seconda partita, hanno già giocato la loro prima. La squadra del Basket 80 di Ozieri opposta al terzo tempo. Ecco, queste formazioni stanno onorando questo finale di stagione sotto l'egida naturalmente della FIP, che ha fortemente voluto anche la disputa della finalina terzo e quarto posto, quindi crediamo possa essere una cosa davvero interessante, soprattutto da sottolineare. Il primo attacco di Ploaghe si è spento con un recupero da parte della squadra della Dinamo Basket 2000 che sbaglia con Peragallo, arma la tripla Massidda e la mette. Silvio Massidda porta le sorti della partita in parità, è la prima marcatura di questo secondo tempo. Dicevamo partita molto gradevole fino a questo momento, a parte 2 formazioni ci pare di poter dire che si stanno ben disimpegnando. Anche un bel canestro adesso del numero 35 Gianluca Luzzu, i primi 2 punti anche per lui, più 2 per quanto riguarda la squadra di coach Rotondo. Viene in avanti il numero 6 Pacifico, lo scarico per il play Matteo Sanna, e poi uno scarico con una bella palla per il numero 8. Attenzione al recupero, poteva andare ad un gioco da 3 mentre invece subisce il contatto falloso di Marco Onida. Il numero 4 Matteo Sanna, c'è sostituzione, entra in campo il numero 10 Daniele De Murtas a far rifiatare proprio Marco Onida. Ci sono 2 liberi a disposizione di Matteo Sanna, 5 punti fino a questo momento per il numero 4 in maglia bianco-verde. A bersaglio il primo. Fa 2 su 2, va a quota 7, il migliore dei suoi naturalmente dopo Peragallo, che è già in doppia cifra con 10 punti all'attivo ottenuti nel corso del primo periodo. Attenzione a questo tentativo di tripla che trova il fondo della retina da parte di Carlo Sciacca. 25-24, chiama lo schema Matteo Sanna. Peragallo, palla per Alessandro Pacifico, ancora per il numero 7 Cossu. 6 secondi, c'è il blocco, va fino in fondo, subisce fallo.
E lo ha commesso il numero 7 che non è molto convinto, Daniele Porqueddu. Comunque ancora viaggio in lunetta per Matteo Sanna, devastante nel primo passo, lascia sul posto gli avversari, davvero molto reattivo. Sbaglia nel frattempo il primo libero, sbaglia anche il secondo, stava cercando di recuperare, continua a palleggiare in maniera abbastanza pericolosa Silvio Massidda, poi per fortuna è riuscito a evitare il tentativo di recupero di Matteo Sanna, che poi è andato a toccare la palla ma viene ancora affidata con gli ultimi 8 secondi per chiudere questa azione in attacco alla squadra del basket Ploaghe. Massidda sotto per Daniele De Murtas, che ha sbagliato, recupero, che palla ancora di Peragallo, un reverse che non va a buon fine, recupero difensivo di Marcolia e palla, arma la tripla, non la mette, poi c'è un fallo che è andato a subire, se andiamo errati, Marcolia. Sostituzione doppia, escono Peragallo e poi il numero 6 Alessandro Pacifico, ancora un ulteriore cambio, è rientrato il numero 21, è entrato il numero 21 Cristian Peralta, quindi triplo cambio da parte di coach Emanuele Rotondo. La rimessa dal fondo accreditata alla squadra del basket Ploaghe, palla in mano per Daniele De Murtas che scarica Sciacca, ancora De Murtas, attenzione Olia, non trova il canestro e può ripartire Matteo Sanna, va con il palleggio, chiama lo schema ai propri compagni, cambia a fronte di gioco, esce fuori dai blocchi, non riesce a liberarsi della sfera, palla in mano per Mattia Pilo. Eccola qui, rifrazione di 24, portati grazie alla buona difesa della retroguardia del basket Ploaghe. 25-24, 6:32 amici ascoltatori. Abbiamo un piccolo problema per quanto riguarda il non poter inquadrare il tabellone, ma cercheremo di essere esaustivi nel raccontarvi come vanno le sorti della gara, ricordando più spesso quello che è il risultato. Matteo Sanna ancora a palleggiare, chiama lo schema, fa ragionare i propri giocatori, coach Rotondo. C'è il fallo commesso dal numero 7, viene sostituito dal numero 21, nella fattispecie Daniele Più, rientra anche il numero 23 Giulio Ragusa. Ci sono 2 liberi ancora per Matteo Sanna. Matte, non si leva da te. Sul ferro lungo, il primo fa ancora 0 su 2, il risultato rimane inchiodato sul 25-24 a favore della squadra del basket 2000. Grande anticipo di Mattia Pilo, palla per Sanna, ancora Pilo, va a cercare il numero 35 Luzzu, anticipato, c'è l'opportunità di contropiede per la squadra del Ploaghe, opportunità di tripla che si spegne sul ferro, in and out, e non va a bersaglio. Sono scemate decisamente le medie di realizzazione delle 2 formazioni che avevano chiuso il primo periodo sul 18-21.
fallo chiamato a Silvio Massidda, quindi non è da considerare valido il canestro. No, sì, considerato valido, e successivamente anche l'opportunità di un libero aggiuntivo. Esce fuori dal campo il numero 16 Silvio Massidda, è rientrato il numero 0 Andrea Manconi. Va a buon fine l'aggiuntivo è Matteo Piso, che sale a quota 3, sono i primi 3 punti. 4 minuti 58, 28, 24 per la squadra in attacco. In questo momento vi stiamo raccontando la seconda semifinale che vede impegnate la Dinamo Basket 2000 opposta alla Basket Ploaghe per questa Final Four del campionato di promozione regionale Girone Nord. C'è un fallo in attacco chiamato Alessandro Virdis, ci sono state le proteste non proprio velate ma molto contenute comunque di coach Emanuele Rotondo. Cerchiamo di capire cosa, ecco il tavolo che sta chiamando, appena riuscivamo a capire se gli ufficiali di campo che stanno chiamando uno dei 2 referenti di gara. Vediamo un attimino che cosa. Il terzo fallo, sì, è il terzo fallo del numero 19 Virdis. Notizia non proprio gradita, a 4,50 ancora dall'intervallo lunga, quindi vediamo se correrà ai ripari il coach Rotondo. La palla viene rimessa in gioco. Va fino in fondo ma non riesce a trovare il canestro, poi scarica fuori per il numero 3, dall'altra parte c'è De Murtas che però fa un buon passaggio ma viene letto da parte della difesa del Dinamo Basket 2000, un po' farraginosa in questa azione d'attacco. De Murtas, ancora intercetto da parte del numero 19 Alessandro Virdis. Molto attente le 2 difese questo secondo periodo nei confronti degli attacchi, non a caso sono scese le medie come abbiamo detto poc'anzi. Viaggia il numero 0 Andrea Manconi, scaricato per Daniele Piu, giocatore della maglia 91, si alza per la tripla, trova solo il tabellone, recupero difensivo del numero 25 Giovanni Pischedda, fuori per la tripla tentata e non messa a bersaglio. Ancora Pischedda che ha recuperato dal rimbalzo offensivo di Mattia Pilo. Si incaponisce, va fino in fondo, subisce il contatto falloso e andrà in lunetta per 2 liberi. Il fallo è stato accreditato al numero 21 Daniele Piu. C'è un time out in campo, ci fermiamo per un altro break pubblicitario sul 28-24 per la Dinamo Basket 2000 nei confronti del Ploaghe. A fra poco. Nuovo Dacia Duster, tuo benzina o diesel a 139 euro al mese con 3 anni di manutenzione inclusa. Anche domenica. Rientriamo in cronaca e andiamo a leggere un pochino quelli che così sono i tabellini fino a questo momento.
dei marcatori di questo incontro, e vi ricordo vede in vantaggio il 4 lunghezze a Dinamo Basket 2000 che ha mandato a referto con 7 punti Sanna, 10 di Peragallo, 3 di Pisu, 6 di Virdis e 2 di Gianluca Luzzo. All'altra parte un po' più i giocatori che sono andati a referto per il basket Ploaghe: 2 di Manconi, 3 di Sciacca, 2 di Manchia, 6 di Marco Lia, 2 di Donello Porqued, 1 di Marco Nida, 3 di Silvio Massidda e 5 di Giulio Ragusa, per il totale di 28-24, 3 minuti e 10 ancora da vivere prima di andare all'intervallo lungo di questa seconda gara di semifinale. Da queste due formazioni verrà fuori gli accoppiamenti finali per domani. Vi ricordo che Directa Sport vi regalerà anche la finale terzo e quarto posto e naturalmente primo e secondo posto, sempre qui dall'impianto del Palasimula. 2 punti per Giovanni Pischedda, e anche lui mette il suo sigillo a questa gara. Un tentativo di intercetto non andato a buon fine per un niente da parte di Cristian Peralta, che era sulla linea di passaggio della squadra dei Ploaghe. 24-30, attenzione, gran palla, gran movimento da parte di Giulio Ragusa, settimo personale, era difficile da marcare. Attenzione all'attacco, ecco Peragallo già in doppia cifra, ma si è bloccato un attimo dal punto di vista realizzativo. Vediamo se ci smentisce. No, perché non è riuscito a metterlo. Ancora ferro lungo, poi gol. Sì, fallo, toccato palla piena, e poi però l'arbitro ha visto anche il tocco ritenuto falloso di Andrea Peragallo. Si stizzisce un poco per la chiamata, ma poi accetta naturalmente. E c'è ancora fallo sul blocco irregolare di Peragallo. Vediamo, si tratta del fallo, non viene sollevata la bandierina degli ufficiali di campo. Palla recuperata questa volta dal numero 21 Cristian Peralta, ancora Peragallo. 30-26, si affida al numero 25 Pischedda. Palla fuori per Alessandro Virdis. No, infrazione di passi, errore abbastanza veniale. Rientra in campo il numero 4 Manchia al posto del numero 21 Daniele Più. Palla recuperata dopo la persa naturalmente del Dinamo Basket 2000. Manchia, franco bollato dal numero 25 Giovanni Pischedda. Attenzione all'attacco, e poi il canestro del numero 8 Onida a quota 3. 30-28, minuto e 44. C'è un fallo antisportivo chiamato a Giuseppe Manchia. Si scusa naturalmente con l'avversario, e quindi Pischedda in lunetta. Per questa chiamata arbitrale. Giovanni Pischedda sbaglia il primo. Un minuto 43, situazione falli. Fa 0 su 2 Pischedda. Poca concentrazione o tensione, come dir si voglia. Ha rimesso Matteo Pisu sempre per Pischedda. Peragallo. Difesa ritenuta legale da parte dei gialli
Basket Ploaghe, quindi si può proseguire, mentre c'è stata ancora una sostituzione. Olia non va a bersaglio il tentativo di canestro, però guadagna 2 liberi, può impattare la gara in caso di marcatura. 30-28, 1 minuto e 28. Ferro lungo per il numero 5 in maglia gialla, Marco Olia, 6 punti all'attivo fino a questo momento. Seconda opportunità, cronometro fermo, fa 0 su 2 e c'è il recupero difensivo di Energia. Ferragallo, eccolo lì che si rimette in moto, il numero 9 del Dinamo Basket 2000, ha approfittato di un gran passaggio, poi ancora un anticipo da parte della difesa del maglia bianco-verde. Pischedda disturbato nel tentativo di realizzazione, poi vediamo, possa essere il quarto fallo del numero 19 Virdi, se non andiamo errati, vediamo. Sì, dovrebbe essere proprio il quarto fallo, viene chiamato in panca, sì. Note dolenti per questo numero 19. Rientra il numero 5 Marco Collu. 2 liberi per l'altro numero 5 Marco Olia. Continua a litigare col ferro dalla linea della chiarità il numero 5 in maglia gialla. Fa 0 su 2, percentuali decisamente basse liberi, ma per entrambe le formazioni ci pare di poter dire. 32-28, Ferragallo, 2 liberi. In lunetta per 2 liberi Marco Collu, a 43 secondi e 6 decimi dalla fine del secondo periodo. Si arrabbia coach Emanuele Rotondo. Ancora un doppio errore, davvero non ne vogliono sapere di mettere a referto i liberi. E dall'altra parte si mette in moto Carlo Sanna, i primi 2 punti anche per lui. 32-30, discrepanza di appena 6 secondi tra i 2 cronometri. Vediamo se Ferragallo sbaglia ancora, riceve l'assist, però sotto non può sbagliare questa volta. Dormita colossale della difesa e attenzione a Ferragallo che scrive il 16° punto e manda le 2 squadre negli spogliatoi sul risultato di Dinamo Basket 2000 36, Basket Ploaghe 30. A fra poco per il commento tanto del secondo tempo. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. La tua vita è già abbastanza frenetica.
Nuova Citroën C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushion by Citroën. Citroën. Premiamo Francesco Famello, istruttore, per ricordo da parte del Antonello Puglia. Abbiamo adesso l'istruttore, l'ho scelto l'ultimo Paolo, giustamente, visto insomma. Abbiamo Nicola Serra, istruttore, per ricevere il premio da parte di Antonello Puglia, e poi ultimo nome per l'istruttore benemerito della Dinamo Academy, Paolo Marella, un vero decano del basket, riceve il premio da Antonello Puglia. Manca il dirigente, non c'è Giuseppe Manca, il dirigente Giuseppe Manca, casomai riceverà domani, ma c'è qualcuno che può ricevere il suo voce. Prima andiamo a tutti le domande, grazie e salutiamo. Poco più di 40 secondi all'inizio del secondo tempo di questa gara e vi stiamo raccontando dal Palasimula di Sassari. Dal Palasimula dove Ploaghe è sotto di 6 lunghezza nei confronti della Dinamo Basket 2000. New Basket Ploaghe, attività svolte nel territorio, partecipa a manifestazioni naturalmente che vengono organizzate nel comune con tutte le associazioni extra basket per il basket, per la squadra di promozione, e hanno il mini basket con 35 bambini ed è il secondo anno che vede impegnate proprio le risorse del paese. L'attività è svolta presso il palazzetto comunale. Per la Dinamo Basket 2000 abbiamo davvero tanto da dire, ma abbiamo il tempo chiaramente domani insomma di dire, perché questa associazione sportiva dilettantistica Dinamo Basket 2000 è nata a Sassari nel dicembre del 96 da un gruppo di genitori appassionati alla pallacanestro, il presidente Giacomo Spissu, il vicepresidente Egidio Pilia, il dirigente Giuseppe Manca e anche Salvatore Orani. L'intento è quello di diversificare l'attività professionistica a quella giovanile, questo per concentrare maggiormente l'attenzione sui giovani e sul mini basket. Siamo pronti, amici ascoltatori, alla visione e all'ascolto di questa seconda semifinale che Directa Sport vi sta offrendo dal Palasimula di Sassari. La palla verrà rimessa in gioco da Peragallo per la squadra del Dinamo Basket 2000 che appoggia al numero 25 Giovanni Pischedda. Ancora Peragallo, top scorer dell'incontro fino a questo momento, fallo subito da parte del numero 5 Marco Collu che andrà in lunetta. Il fallo è stato commesso dal numero 23 in maglia gialla. Vediamo di capire al tavolo di che infrazione si tratta. Non ce ne rendono partecipi, vabbè, facciamo buon uso di quanto non comunicatoci. Comunque fa 0-2 e si riprende a giocare. 9:42 l'attacco portato da Manchia, la palla sotto per il numero 8 del Ploaghe che trova un buon canestro. Marco Onida sale a quota 5, porta a -4 svantaggio della propria squadra. Esce fuori dai blocchi per ricevere Cristian Peralta, Peragallo, sono 18 per il numero 9 in maglia bianco-verde. Manchia porta palle, viene chiamata lo scamamaglia da parte della squadra del Ploaghe. Ancora palla fuori per Manchia che vede con la coda dell'occhio l'uscita del numero 8 Onida. Palla sotto per il numero 23 Giulio Ragusa, subisce il contatto falloso e viaggerà in lunetta con 2 liberi
Giulio Ragusa, autore di 7 punti fino a questo momento, pronto al tentativo di realizzazione del primo libero, il numero 23, solo retina per Giulio Ragusa. Secondo libero, decisamente più preciso di altri compagni e avversari, sale a quota 9 e può ripartire la Dinamo Basket 2000 con il numero 25 Giovanni Pischedda. Franco bollato da Manchia, palla offerta al numero 18 Pisu, Peragallo osservato speciale sicuramente, prova la tripla e la mette, tripla di Peragallo, scrive 21 nella sua gara, 21 dei 41 totali portano la firma del numero 9. Manchia si alza per la tripla, trova il ferro lungo, rimbalzo di Peragallo che poi sbaglia nel cercare di servire il compagno, una tripla che non ha buon gioco da parte del numero 25 Carlo Sanna, poi c'è un fallo commesso ancora dalla squadra del Basket Ploaghe. 8-09, 41-34, sono 7 punti di vantaggio della squadra di coach Emanuele Rotondo, mentre è rientrato in campo Marco Lia, giocatore della maglia numero 5, che ha 6 punti al referto, ma gara di energia molto consistente. Grande tripla dall'altra parte di Matteo Pisu, il capitano. 2 su 2 per quanto riguarda i tentativi, tiri pesanti, e c'è time out in campo chiamato a Gian Giacomo Cadoni. A fra poco perché ci godiamo un break pubblicitario. Nuovo Dacia Duster, tuo benzina o diesel a 139 euro al mese con 3 anni di manutenzione inclusa. Anche domenica. Vieni ai Galactic Days anche domenica e scopri Renault Kadjar da 159 euro al mese con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Sulle immagini curate da Andrea Farris rientriamo in cronaca ai microfoni di Directa.tv Ico Ribichesu a raccontarvi i 7 minuti e 53 che ci separano dalla terza sirena sul risultato in doppia cifra di vantaggio del Dinamo Basket 2000 nei confronti della pallacanestro Ploaghe, 44-34. Palla per il numero 4 Giuseppe Manchia, che recupera ancora, gli viene strappata da un Matteo Pisu in gran spolvero, e il rimbalzo in zona d'attacco che produce 2 punti per il numero 21 Cristian Peralta, anche lui iscritto a referto in questa gara, più 12. Attenzione alla tripla tentata da lontanissimo, rimbalzo difensivo del numero 5 Collu, che poi allarga le braccia chiedendo anche un fallo. Attenzione a Capitan Pisu, che questa volta non mette la tripla, che sicuramente avrebbe scavato un gap importante in questa gara. Sono 12, poi fallo chiamato alla difesa di Collu, che ha toccato si palla, ma dopo aver toccato anche la mano dell'avversario, mentre c'è un cambio in casa Ploaghe, esce fuori il numero 25 Carlo Sanna, rientra il numero 16 Silvio Massidda, alza il quintetto Gian Giacomo Cadoni. E c'è ancora un fallo chiamato
del numero 5 Marco Collu, che poi dice all'arbitro c'è il filmato. Mi pare, Andrea, che insomma non possiamo intervenire visto che noi stiamo lavorando su una diretta, non abbiamo i monitor di riferimento da poter produrre in campo. E poi insomma 2 liberi, 46-34, 6-45 da giocare. Si spiega con uno e 2 referenti di gara Marco Collu. Va in lunetta il numero 23 Giulio Ragusa, opportunità di andare in doppia cifra per il lungo in forze al basket Ploaghe. Sbaglia il primo. Solo Retina il secondo e quindi scrive 10 nella sua partita. 46-35, palla in mano alla Dinamo Basket 2000. Doppio tentativo del numero 5 Collu, 2 ferri che dicono no, e poi dall'altra parte un bell'arcobaleno invece del numero 7 Daniele Porqueddu, che riporta allo svantaggio la propria squadra sotto la doppia cifra. Attenzione a Peragallo, vede dalla parte opposta il numero 18 Pisu, il capitano, 8 per lui sull'assistenza del proprio compagno. Manchia, chiamato lo schema, Collu sotto per Ragusa. Con il reverse Ragusa 12. Partita che è decollata sicuramente, attenzione, va ma non trova il canestro, poi dall'altra parte sbaglia, un canestro già fatto, questa volta il numero 5 Olia. Palla sotto per il numero 21 Cristian Peralta, che è disturbato al momento del tentativo di realizzazione. Sbaglia dall'altra parte, finisce per le terre ma non c'è intervento arbitrale. Daniele Porqueddu e allarga le braccia. Attenzione a Peragallo, sbaglia Peragallo, recupero difensivo di Peralta, non c'è un attimo di tregua adesso, si corre. Porta all'errore il numero 5 Marco Lia, c'è un time out e noi andiamo subito in pubblicità. Vieni ai Galactic Days anche domenica e scopri Renault Scenic da 159 euro al mese con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Entriamo in cronaca, 4:48 da giocare, da qui alla fine del terzo periodo della seconda semifinale che Directa Sport vi sta offrendo sui suoi canali. 48 per il Dinamo Basket 2000, 39 per il Basket Ploaghe, partita davvero vibrante tra le due formazioni. In palio il secondo posto per poter disputare la finale regionale che domani vi regaleremo, sempre dal Palasimula, e fra 14 minuti e 48 ancora di gioco effettivo sapremo dirvi quale sarà la squadra che farà compagnia al Basket 80 di Ozieri, che ha avuto la meglio nella prima gara di semifinale contro la squadra del terzo tempo Sassari. Poi naturalmente sapremo anche la griglia finale, perché ci sarà anche da vivere la finale per il terzo e quarto posto. Peragallo è andato a recuperare la palla facendola carambolare sui piedi di un avversario. Sono solo 3 secondi per chiudere l'azione d'attacco.
Ci prova il numero 5. Un po' di confusione, palla che viene accreditata ancora all'attacco del Dinamo Basket 2000. In campo Cossu che ha scaricato fuori per Mattia Sanna. Ancora tripla, sì che la mette il capitano. Va a quota 11 Matteo Pisu, mano educata dall'altra parte, prova subito a rispondere Silvio Massidda. In zona attacco, gran palla recuperata e poi gioco di prestigio del numero 5 Marco Collu. Subisce la sfuriata di coach Rotondo che lo invita a passare palla. Rimessa in gioco di Carlo Sciacca per il numero 7 Daniele Porqueddu. Ancora Porqueddu da 2. Daniele Porqueddu sale a quota 6. 10 di vantaggio sempre per la squadra del Dinamo Basket 2000, 51-41, mancano 3 minuti e 24 secondi. C'è il blocco per permettere il passaggio del numero 4 che poi va a subire il contatto falloso del numero 7 Daniele Porqueddu. C'è un cambio chiamato da coach Rotondo. Vorrà parlare con Marco Collu sicuramente e manda in campo Paolo Masia, giocatore con la maglia numero 55. C'è un richiamo ufficiale a coach Cadoni che in maniera molto garbata prova a spiegare le proprie ragioni. Due liberi che andrà a provare a realizzare il numero 7 Alessandro Cossu, ancora a 0 punti. Si perde un po' di tempo per cercare di asciugare il fondo dell'impianto di gioco del Palasimula. Sostituzione, esce il numero 16 Silvio Massidda, rientra il numero 0 Andrea Manconi fra le file del basket Ploaghe. No, in lunetta ci deve andare il numero 4 Matteo Sanna, litigato spesso e volentieri con il ferro nei liberi nel corso del primo tempo. Ha aggiustato la mira, mette a bersaglio il primo, sale a quota 8, ancora una opportunità per il numero 4 in maglia bianca verde che sa di aver sbagliato il libero, prova a recuperarlo ma è più lesto di lui il numero 10 Daniele De Murtas. 52-41, ecco De Murtas, fallo in attacco di De Murtas che sbraccia troppo e vola a terra Matteo Sanna. La rimessa a lato a appannaggio della squadra della Dinamo Basket 2000. Va a recuperare palla Matteo Sanna da parte del proprio capitano Matteo Pisu. Viene chiamato lo schema per Agallo. Pisu, arresto e tiro, ferro. De Murtas a recuperare palla, lo scarico per Daniele Porqueddu. Ancora a cercare Andrea Manconi sotto per un buon movimento davvero di Giulio Ragusa che non trova il canestro ma trova il contatto falloso in lunetta per due liberi. Il numero 23, miglior marcatore per quanto riguarda i gialli di mister Gian Giacomo Cadoni. Due minuti e 31. Il
tempo che segna il cronometro qui al Palasimula. Giulio Ragusa pronto al tentativo di realizzazione, 2 ferri e palla sputata fuori. Seconda opzione. Solo retina questa volta e sono 13 i punti di Giulio Ragusa. Vi ricordiamo il top scorer dell'incontro, comunque in maglia bianco-verde, si chiama Andrea Peragallo, giocatore della maglia numero 9, seguito a ruota dal suo capitano Matteo Pisu. Gran recupero della squadra del Ploaghe, poi palla che viene smanacciata, recuperata, c'è una situazione di vantaggio, riparte, c'è opportunità con palla schiacciata per Ragusa. Un po' di confusione, si riparte con Daniele Porqueddu per Manconi, ancora il numero 3 Sciacca. Ragusa, bel movimento di Ragusa, 2 punti a referto ancora per il numero 23 maglia gialla. 1 minuto e 44, finale di terzo periodo abbastanza non diciamo nervoso, ma insomma dove si sono visti diversi errori, ma forse dovuti più che altro alla stanchezza. L'impianto del Palasimula con tante persone oggi è la giornata molto calda, probabilmente non ha aiutato. Infatti avete visto che ci sono state diverse scivolate che probabilmente sono dovute anche al forte grado di umidità presente nell'impianto. Pisu, attenzione a Pisu, è una bella palla, 3 secondi e infrazione di 24. Sostituzione, esce Peragallo, in campo il numero 8, no scusate, il numero 6 Alessandro Pacifico va a rifiatare. Miglior marcatore dell'incontro, e dall'altra parte ci sono i 2 punti messi a referto da Daniele De Murtas. 1 minuto sul cronometro adesso, sono solo 6 i punti che separano le 2 formazioni. 52-46, 55 secondi. Cronometro riportato sui 24 perché le squadre sono in bonus, ma nessuna ha consumato i falli a disposizione, anche se ci sono i liberi naturalmente che sono stati accreditati all'attacco di Matteo Sanna. Mette a bersaglio il primo, 53-46. Fa 2 su 2 Matteo Sanna. Sbaglia De Murtas e poi va a commettere fallo. Il tentativo di ripartenza e adesso il bonus dice che si andrà in lunetta. Ci sono 2 liberi per il numero 55 Paolo Masia. Lungo sul ferro il primo libero di Masia. Che sbaglia anche il secondo. De Murtas va a ricevere nel cuore della difesa della Dinamo Basket 2000, si prende il fallo e andrà in lunetta per 2 liberi.
A bersaglio il primo libero di Daniele De Murtas. Fa 2 su 2. Il risultato 54-48, 33 secondi. Da qui alla fine del terzo periodo, abbastanza combattuto, comincia a fiorare anche un pochino di stanchezza nelle fila delle due formazioni. Prova la tripla, trova il ferro, grande recupero in zona attacco, canestro e fallo. Bravo Paolo Masia a credere nell'inseguire quella palla, è riuscito a mettere a bersaglio una palla non facilissima e c'ha l'opportunità di chiudere un gioco da tre, una delle poche rare volte che si sono viste queste opportunità. Poi c'è ancora il recupero sempre di Paolo Masia, palla fuori per Capitan Pisu, si alza e mette 2 punti molto importanti. Matteo Pisu va a quota 13, finisce il terzo periodo con un vantaggio in doppia cifra, 58 Dinamo Basket 2000, 48 Basket Ploaghe. Andiamo con un break pubblicitario, a fra poco per il commento dell'ultimo periodo. La tua vita è già abbastanza frenetica. Nuova Citroën C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushion by Citroën. Citroën. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Si rientra in cronaca perché sta per iniziare l'ultimo periodo di questa partita davvero interessante che vede opposte la Dinamo Basket 2000 avanti 10 lunghezze nei confronti del Basket Ploaghe, che chiaramente sta vivendo di folate, si riavvicina e poi non riesce a chiudere il recupero in virtù anche di grandi giocate che ogni tanto trovano i giocatori di coach Rotondo. Bellissimo questo ingresso di Paolo Masia, che sembra essere definitivamente entrato in partita. Dall'altra parte c'è il numero 21 Piu che scarica De Murtas con una palla per Daniele Piu, anche lui si iscrive a referto, i primi 2 punti, 60-50, è una bella partita, molta energia in campo da parte delle due formazioni. E attenzione a Capitan Pisu, prova una penetrazione, subisce il contatto falloso del numero 0 Manconi, c'è sostituzione chiamata da coach Cadoni, rientra il numero 16 Silvio Massidda ed esce dal campo il numero 3 Carlo Sciacca. Ci sono 2 liberi, no, non ci sono 2 liberi, bensì la rimessa dal fondo da parte della Dinamo Basket 2000, che muove palla con Matteo Sanna, lo scarico per il numero 6 Pacifico, ancora Capitan Pisu, fuori per il numero 7 Cossu, attenzione, 3 secondi, 2 secondi e c'è l'infrazione dei 24 perché la palla messa in avanti dall'attacco bianco-verde non ha toccato il ferro, pertanto la rimessa affidata giustamente al Basket Ploaghe, che viene avanti con il numero 21 Daniele Piu, trova
Daniele Porqueddu, c'è il blocco portato da De Murtas che riesce a scaricare in un modo o nell'altro il proprio compagno, poi va a guadagnare il fallo del numero 18 Matteo Pisu, un fallo per parte in quest'ultimo periodo ed è il quarto, ve lo stiamo raccontando al Palasimula. 60-50 per il Dinamo Basket 2000. Esce a recuperare palla Daniele Piu, trova lo scarico per Andrea Manconi, ancora per Daniele Porqueddu, si alza per la tripla e la mette il numero 7 Porqueddu, sale a quota 9, scusate, riavvicinando i gialli di coach Cadoni alla Dinamo Basket 2000. Pisu fuori, tentativo di tripla che trova il ferro, buon tiro costruito da parte del numero 6 Alessandro Pacifico e attenzione dall'altra parte, una bella giocata di Silvio Massidda che muove il suo tabellino dopo il primo tempo e lo fa nel momento migliore perché porta a -5 la propria formazione. Elastico nel punteggio, (60-55, 7-22), cresciuta la garra, come si dice in gergo, in campo, la voglia di vincere delle due formazioni. Sta cercando di rimettersi a posto, ci prova De Murtas da lontanissimo e poi la smanacciata di Silvio Massidda produce il recupero della palla da parte del Dinamo Basket 2000. C'è tantissimo da giocare, però vedete che le squadre si stanno affrontando a viso aperto, senza particolari tatticismi, senza esasperare soprattutto le giocate, provando. E poi questo raddoppio di marcatura ben portato, ha portato al fallo comunque di Massidda che ha abbassato le braccia. Stazione falli comunque 2-1, c'è ancora tanto per arrivare al bonus. Quindi le difese che stanno avendo sicuramente un po' il là su quelli che sono i rispettivi attacchi e quindi ci sarà da divertirsi da qui alla fine. 60-55, mentre viene asciugato il rettangolo di gioco, però dicevamo già poc'anzi, non è tanto per le cadute eventuali dei giocatori ma proprio per l'umidità che sta accompagnando questa serata decisamente calda, la giornata numero 1 della Final Four del campionato di promozione regionale. Si alza per provare la realizzazione, non trova il canestro, palla recuperata da Andrea Manconi del Basket Ploaghe che proverà ad andare fino in fondo, non trova canestro, ancora Massidda a smanacciare. L'ultimo tocco è proprio dell'attacco del Basket Ploaghe, ne scaturisce ancora un recupero, mentre rientra in campo Andrea Peragallo. Palla per Giovanni Pischedda, chiama lo schema, esce dai blocchi Peragallo, appoggia a Pisu subito di prima intenzione, poi palla recuperata e il sottomano di Alessandro Cossu, 2 punti per lui, anche lui iscrive il suo nome alla partita e recupera poi una palla, vedete queste folate con un fallo che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per il numero 10 Daniele De Murtas. Non viene considerata neanche azione di tiro e quindi rimessa semplice dal fondo, però terzo fallo per il Basket Ploaghe. Peragallo
appoggia al numero 25 Pischedda, è andato ancora a recuperare, approfitta della maschera portata dal proprio compagno Cossu e mette un triplone che nell'economia della partita è davvero importante. Giovanni Pischedda sale a quota 5, un break pubblicitario, Andrea. Rientriamo, amici ascoltatori, c'è da vivere ancora un bel po' di tempo, sono 5:48 sul tabellone, il vantaggio in doppia cifra riconquistato grazie a quest'ultimo periodo, un poco più di un minuto è riuscita a raddoppiare il suo vantaggio, la Dinamo Basket 2000. 65-55 contro un Basket Ploaghe Maidomo, e che adesso avrà ascoltato quanto il suo coach aveva da dire, da proporre per provare a affrontare il migliore dei modi questi ultimi 5 minuti. Vedete che va in palleggio solitario il numero 21 Daniele Piu, trova lo scarico poi per Massidda, attenzione, bella rotazione, canestro che viene negato da un ferro davvero incredibile, e poi fallo chiamato al numero 8 Marco Onida. Fallo cercato probabilmente con molta intelligenza dal giocatore del numero 25 Giovanni Pischedda, si è fermato e visto che era ancora poco in equilibrio il suo avversario, che gli è franato poi addosso. Peragallo, tripla e sono 24. È chiaro che siamo amanti del bel gioco, ma soprattutto delle realizzazioni pesanti, e davvero Peragallo ci sta deliziando stasera con delle giocate molto intelligenti. Vedete come cerca il contatto, molto furbescamente naturalmente Giovanni Pischedda, questa volta non ci casca il numero 8 Marco Onida e quindi evita, ed eccola lì l'altra tripla del capitano Matteo Pisu, 10-16. Vedete come Nunamen abbia dilatato il proprio vantaggio, non ci sta il numero 7 Daniele Porqueddu che sbaglia, però c'è un fallo ravvisato dai referenti di gara, c'è una sostituzione, rientra in campo il numero 19 Alessandro Virdis, tenuto a causa dei falli per molto tempo lontano dalla gara. Alessandro Virdis che aveva ben giocato nel corso del primo tempo. Sostituzione. Si deve continuare a giocare, c'è stato qualche problema con i cambi. E la palla è bianca, dice l'arbitro. E si riparte con la rimessa in gioco di Pisu, che ha offerto palla al numero 25 Pischedda. Ancora sotto per Virdis che rientra in partita subito mettendo il più 18. Certo, per una gara che fino a qualche minuto fa era lì a 5 punti. C'è fallo chiamato contro la difesa della Dinamo Basket 2000, 4 minuti e 7 secondi. Press, 11 secondi, ancora palla per il Basket Ploaghe, mentre coach
Rotondo si sbraccia per far capire ai propri giocatori che c'è necessità di mantenere alta la concentrazione. C'è ancora tantissimo da giocare, 3 minuti e 51. Le folate del Basket Ploaghe hanno riportato per un paio di volte sotto, davvero molto vicino. Le due formazioni, ci prova, mamma mia, 27 per l'MVP, possiamo dirlo, anche se mancano 3 minuti e mezzo di questa gara. Si chiama Andrea Peragallo dall'altra parte. 2 punti di Marco Lia, 76-57. Pischedda, Peragallo si mette in proprio, certo, è caldo, prova a recuperare palla, poi la recupera in un modo o nell'altro Alessandro Virdis, perché crea pressione sulla difesa del Basket Ploaghe. Doppia sostituzione, rientra uno dei giocatori più continui appunto della squadra allenata da Gian Giacomo Cadoni. Si tratta del numero 23 Ragusa. 4 secondi, ci prova e mette la tripla Giovanni Pischedda in fiducia. 79-57, si è dilatato davvero il vantaggio della Dinamo Basket 2000, e poi dall'altra parte un po' di demoralizzazione. Ancora palla recuperata 2 volte, sbagliato 2 volte un canestro sia da Virdis che da Paolo Masia, e dall'altra parte viene chiamato il time out da parte di coach Emanuele Rotondo. Andiamo con un blocco pubblicitario. La tua vita è già abbastanza frenetica. Nuova Citroën C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushion by Citroën. Citroën. Si rientra in cronaca fra il tripudio dei tifosi di fede bianco-verde, tifosi di casa di Dinamo Basket 2000, che viaggiano su un vantaggio importante, 19 lunghezze a 2 minuti e 13, che non sono ancora una sentenza, ma ci pare di poter dire che mette in una buona posizione la squadra di coach Emanuele Rotondo. Adesso bisogna vedere come cercherà di rientrare in partita la squadra del Basket Ploaghe, che ha tenuto davvero molto bene il campo. Solo circostanze però decisamente importanti per quanto riguarda il bomba provata ancora da Peragallo, e questa volta sbaglio, dicevamo molta energia. E poi dall'altra parte ancora 2 punti per Marco Lia, aveva 10 personali, doppia cifra anche lui, 79-62. Scorre inesorabilmente il tempo, scusate il gioco di parole, però ci sono 11 secondi per chiudere l'azione attacco. Canestro e fallo subito ancora di Giovanni Pischedda, anche lui in doppia cifra, 10. Si asciuga il sudore in panca coach Emanuele Rotondo. Soffre particolarmente la gara, d'altronde lui è sempre stato un fighter del parquet, quindi sa benissimo che cosa passa anche fra le braccia, fra la testa dei suoi giocatori. I suoi giocatori si stanno davvero molto ben comportando. Dall'altra parte ci sono 2 liberi in arrivo per un fallo
abbastanza evitabile, commesso dal numero 18 Matteo Pisu. 1 minuto e 20 in lunetta, il numero 25 Carlo Sanna sbaglia il primo libero, seconda opportunità sul ferro, anche questa, quindi fa 0 su 2. Non c'è tempo probabilmente per provare questa riponta, d'altronde adesso incomincia a giocare anche col cronometro la Dinamo Basket 2000, che manca solo l'ufficialità e questi 58 secondi, dovrebbe essere 3 secondi, infrazione di 3 secondi, manca solo, ripeto, questa breve manciata ai secondi, ma dovrebbe essere la seconda finalista e dovrebbe essere l'avversaria del basket 80 Ozieri. Attenzione a Sciacca, ci ha provato da lontano, non è andato a buon fine il suo tentativo, comincia a festeggiare il pubblico di casa. Ci prova Pisu, trova il ferro, rimbalzo lungo ancora del numero 19, crediamo che sia finita qua, infatti tengono la palla fra le mani, si salutano i due coach. Il finale 81 Dinamo Basket 2000, 62 Basket Ploaghe. Gli accoppiamenti di domani, Basket Ploaghe se la vedrà col terzo tempo per la finalina, il terzo quarto posto. Il titolo invece del campionato di promozione Girone Nord vedrà impegnate il Basket 80 Ozieri opposta alla Dinamo Basket 2000. È davvero tutto, ci fermiamo per un break pubblicitario, dopodiché andremo sul campo a sentire le impressioni dei coach. A fra poco dopo il break pubblicitario. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Siamo con Gian Giorgio Cadoni. Scusami, ma ormai l'ora è tarda, ti abbiamo visto sbracciarti e noi abbiamo parlato per un paio d'ore a raccontare il basket, questo bel basket che ha messo in mostra la tua squadra, anche se alla fine ha ceduto contro la Dinamo Basket 2000, però un tira e molla e vi ha accompagnato praticamente fino all'ultimo periodo. Complimenti, è stata una bella partita, un buono spot per il basket. No, vabbè, speriamo per lo spot per il basket, noi siamo molto contenti di essere qua. Quest'anno siamo una squadra che ha il primo anno di FIP, quindi è un'esperienza importante, ecco, anche per noi. Chiaro che con Dinamo 2000 che ha dominato il campionato era dura, abbiamo provato a incasinarli un pochino con la zona e hanno tirato con percentuali davvero alte. Oggi hanno tirato veramente con percentuali alte, bravi loro. Una cosa importante, coach Cadoni, è questa, che il paese di Ploaghe
lavora, come d'altronde anche altre realtà, a quello che è il discorso dell'inclusione. Quindi parliamo di basket al femminile, parliamo di basket per ragazzi e ragazze diversamente abili, una cosa che vi fa onore e che soprattutto è il valore aggiunto secondo noi di questo magnifico sport che è la palla spicchi. Allora, sì, la New Basket è una società che è nata qualche anno fa, è nata nel 2013 e immediatamente si è messa a lavorare per costruire dalle basi, quindi dai ragazzini, dalle ragazzine, e siamo molto felici di avere tanti ragazzini in palestra, di poterli tenere tutto l'anno. Stiamo formando allenatori, stiamo formando ragazzi e ora io credo che l'anno prossimo comunque faremo Serie D. Ora questo è una cosa che posso dire praticamente quasi in anteprima. Grazie coach, naturalmente ci vediamo domani perché c'è un'altra finale a giocare, anche se quella per il terzo e quarto posto contro il terzo tempo. Grazie, a domani. Grazie a voi e grazie della diretta e grazie per il lavoro che fate. Ed eccolo qua il coach della seconda squadra finalista, Emanuele Rotondo. L'abbiamo intervistato tante volte da atleta, adesso ci fa piacere ritrovarti come coach. E che coach, una bella squadra che ha messo alle corde gli avversari, soffrendo nei momenti particolari, però ritrovandosi subito. Ti abbiamo visto, a un certo punto ti asciugavi più tu il sudore che non qualche tuo giocatore, per carità, onore al merito, però ci stanno spegnendo le luci, quindi abbiamo solo giusto un secondo per dare appuntamento ai nostri ascoltatori per domani. Sì, esatto, abbiamo vinto una bella partita, come hai detto bene tu, abbiamo avuto una grande capacità di soffrire e di reagire nei momenti di difficoltà, che è la prerogativa per portare a casa partite come queste a tutti i livelli. Le partite da dentro o fuori nei playoff si vincono così, con sofferenza, con cuore e con lucidità. Ci manca un pezzo, speriamo domani di giocare altrettanto bene e che la gente, come è venuta oggi, venga a sostenerci, e vi do appuntamento a domani sera, venite a farci il tifo, grazie. Grazie Emanuele Rotondo, noi ci fermiamo qua. Ico Ribichesu sulle immagini e la regia curate da Andrea Farris vi ringraziano per questa lunga serata di basket. Domani si replica con la finale per il terzo e quarto posto e naturalmente per incoronare la regina del campionato di promozione del Girone Nord. Grazie a tutti, a risentirci domani, buonasera. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.